Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, una notizia appena arrivata da Vicenza, la pubblica il giornale di Vicenza. È stato trovato un corpo senza vita al parcheggio Cattaneo, è un 46enne vicentino. Ancora si ignorano le cause del decesso, potrebbe trattarsi di un omicidio oppure non si esclude anche una morte per cause naturali. Un fatto gravissimo, sempre per restare nella cronaca nera, nella Bassa Padovana. Un uomo ha aggredito con l'acido una 52enne, ovviamente con l'intenzione di sfregiarla. Le indagini dei carabinieri sono in corso. È caccia all'uomo a Sant'Elena, nella Bassa Padovana, dove i carabinieri stanno cercando l'aggressore, uomo o donna non è ancora certo, che ha cercato di sfregiare con l'acido una donna di 52 anni. Il fatto è avvenuto nella tarda serata, non lontano dall'abitazione della vittima, e si è consumato in pochi istanti. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno stava aspettando la donna nascosto al buio. Evidentemente l'aggressore conosceva la vittima e le sue abitudini. Improvvisamente si è diretto verso di lei, gettandole addosso del liquido che l'ha colpita alle braccia e al volto. Le urla della donna e l'intervento in suo aiuto di alcuni residenti che sono corsi in strada avrebbero evitato il peggio, così come l'abbigliamento pesante a causa del freddo che ha in qualche modo attenuato gli effetti dell'acido. L'aggressore è fuggito e la 52enne è stata immediatamente soccorsa e trasferita al centro Grandi Ustionati di Padova, dove è stata ricoverata e medicata, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. E andiamo avanti con i migranti, perché ci sono stati sbarchi e vediamo un titolo che riguarda lo sbarco a Ravenna, già avvenuto. La Lega attacca, sinistra colpita dalla sindrome NIMBY. Ci sono proteste, cioè dei comuni verso cui sono stati mandati questi migranti, perché sono sbarcati a Ravenna, sono sbarcati anche ad Ancona, sono sbarcati a Civitavecchia, e il centro-sinistra, i comuni di centro-sinistra dicono lo fanno apposta, li mandano da noi. Sta di fatto che pensate che ci sono stati sbarchi negli ultimi 3 giorni a Lampedusa, 2400 sono arrivati a Lampedusa, e quindi l'hotspot di Lampedusa è al collasso. Di solito può contenere 400 migranti e invece dopo questi sbarchi sono 4.000 le persone che sono in questo hotspot di Lampedusa, migranti che poi verranno portati verso il nord, perché questa è la decisione del governo: rendere più difficile l'arrivo delle ONG. E quindi sono arrivati a Ravenna, sono arrivati ad Ancona, sono arrivati anche a Civitavecchia, e da lì poi saranno distribuiti nelle varie regioni. C'è un allarme al nord, nei comuni del nord, dove non c'è più posto nei centri di accoglienza, nelle strutture che sono state allestite anni fa, anche nelle ex caserme, per l'arrivo di questi migranti, ed è un po' la dimostrazione che con la questione migranti non c'è decisione che tenga, linea politica che tenga, perché si era parlato con il governo Meloni del blocco navale. Il blocco navale non c'è stato, e quindi la situazione è sempre molto grave, molto difficile, soprattutto per quanto riguarda i comuni del nord, e ovviamente tra questi ci sono quelli del Veneto. Allora andiamo su un altro fatto di cronaca nera, che è quello della morte del traslocatore. Avrete sentito a Padova un uomo di 73 anni, purtroppo è deceduto durante un trasloco. Stava trasferendo un divano all'interno di un appartamento, è crollato il portone, un portone molto pesante, lo ha travolto e lo ha ucciso. Ovviamente su questo e sugli incidenti in azienda, sul posto di lavoro, c'è sempre polemica. Vediamo il servizio da Padova. Saranno le indagini aperte sulla vicenda a chiarire la dinamica dell'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Diego Luison, 70 anni.
L'uomo, titolare dell'impresa di traslochi che porta il suo nome, mentre trasportava un divano aiutando gli altri collaboratori della sua impresa, sarebbe stato colpito alla testa dalla porta d'ingresso del palazzo, morendo sul colpo. Originario di Santa Maria di Sala, nel Veneziano, viveva però da sempre al confine tra Padova e Selvazzano, una tragedia che ha provocato l'immediata reazione dei sindacati. Un altro morto sul lavoro, continua questa strage, i morti ogni anno superano il numero di 1000 persone, un morto praticamente ogni 8 ore, 3 morti al giorno. Una strage che sembra non finire. C'è la necessità davvero di mettere al centro la cultura della sicurezza. Questo tema non è più assolutamente rinviabile. In Veneto la situazione è grave, con numeri che vanno addirittura in controtendenza rispetto alle altre regioni. Mentre a livello nazionale il numero dei decessi, seppur tanti, è lievemente diminuito, in Veneto invece è aumentato questo numero. Anche Padova ha avuto 15 decessi nel corso del 2022, quindi una persona al mese. Formazione, prevenzione, manutenzione, tutti aspetti fondamentali della sicurezza sul lavoro che dovrebbe essere la priorità assoluta. Invece la CGIL denuncia anche gli investimenti insufficienti. Non c'è un euro di investimento, non c'è un euro in più per le ispezioni sul lavoro, non c'è un investimento reale di formazione per chi fa impresa, per gli imprenditori grandi e piccoli da questo punto di vista. E quindi, come dire, è necessario che questo scandalo venga reso evidente. Tornando al dramma che ha colpito Diego Luison, i carabinieri hanno raccolto le molte testimonianze di lavoratori e passanti, visto che l'incidente è avvenuto praticamente in strada, in Corso del Popolo, la via che collega la stazione con il centro. Anche il tram, che passa a pochi metri dal luogo, è rimasto fermo a lungo, con i passeggeri che hanno proseguito a piedi. E durante il congresso della FIOM che si è svolto a Padova c'era anche il segretario della CGIL Landini, che ha parlato degli incidenti sul lavoro ma anche del superbonus e ha attaccato l'autonomia differenziata. Noi da tempo stiamo chiedendo di introdurre una patente a punti, che vuol dire che le imprese che non rispettano le norme, che non rispettano la sicurezza, non debbono nemmeno essere ammesse alle gare di appalto dove si lavora di opere pubbliche in questa direzione. E poi c'è da fare degli investimenti sulla prevenzione, perché per evitare di morire e di infortunarsi non devo discutere come intervengo dopo che è avvenuto. Ho il problema di come metto nella condizione le aziende e i lavoratori che nessuno debba trovarsi nella condizione di morire lavorando. A Padova per il congresso nazionale della FIOM il segretario generale della CGIL Maurizio Landini affronta il tema delle morti sul lavoro nelle stesse ore in cui in città un operaio perdeva la vita schiacciato da un grosso portone. La media delle morti bianche non si abbassa da molti anni e il nostro paese è in ritardo, dice Landini. Per contenere questo grosso problema bisogna anche intervenire sulla precarietà, che spesso è causa indiretta di molti incidenti mortali. Duro l'attacco di Landini al governo in tema di lavoro, non discutono con nessuno, ha detto, commentando poi la notizia della sospensione dei crediti al superbonus. Credo che sia una decisione sbagliata e credo che sia il solito metodo che questo governo sta utilizzando di non discutere, di non parlare mai con i soggetti interessati, in questo caso sia le imprese ma anche i lavoratori, quindi anche i sindacati che sono coinvolti. Questo è un metodo sbagliato che non va bene e che porterà, io credo, dei danni se continuano a muoversi in questa direzione, al Paese intendo. Il sindacato non è di opposizione o di governo, ma un soggetto autonomo che giudica gli esecutivi per il loro operato e al momento il giudizio sul governo Meloni è negativo, ha continuato Landini, che da Padova attacca duramente anche l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata oggi vuol dire semplicemente lasciare le diseguaglianze come sono, anzi aumentarle. E questo non fa bene a nessuno, neanche a quei territori che pensano di essere più avanzati. Se uno pensa davvero che di fronte a quello che sta succedendo nel mondo uno si risolve i problemi con l'autonomia della sua regione, della sua provincia o del suo comune, se lo pensa davvero, io penso che dobbiamo aiutarlo. Dobbiamo aiutarlo se la pensa davvero, perché non sta bene. E c'è una levata di scudi da parte dell'opposizione, ma anche da parte delle imprese, dopo la decisione del governo di interrompere il superbonus, soprattutto la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. Sentiamo cosa dicono gli artigiani di Vicenza.
Super bonus colpiti e affondati. Il governo dà lo stop alla cessione dei crediti e anche in Veneto la reazione è durissima. L'edilizia è un settore in crescita che rischia di subire una drammatica frenata. L'impatto della decisione presa dal governo apre a scenari economici pericolosi con ricadute sociali pesantissime. C'è un rischio di un problema sociale e di un fallimento di tantissime imprese. Confartigianato lancia l'allarme. Pur rimanendo i bonus fiscali, il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura verosimilmente ridurrà fortemente l'interesse degli italiani a eseguire i lavori sulle loro abitazioni. Di conseguenza il mercato diminuirà sensibilmente, mettendo a rischio tantissime imprese con ricadute anche sui posti di lavoro. Il comparto dell'edilizia potrebbe avere una ripercussione negativa, rischiando anche di diminuire tutta la mole di lavoro che c'era in atto o rischiando anche qualche cassa integrazione. Il tema dell'edilizia è un tema molto forte per tutto il nostro paese, perché quando girano le gru gira anche l'economia di tutta quanta l'Italia. C'è da dire che il settore fino ad oggi è stato spinto dai super bonus e Confartigianato aveva già criticato l'aliquota del 110%, considerata troppo elevata. Noi abbiamo sempre condiviso il fatto che ci sarebbero voluti dei tempi più lunghi e delle aliquote meno gravose, anche per lo Stato. E così il governo, per salvaguardare i conti pubblici, fa un passo indietro e blocca la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per chi inizia l'iter per l'esecuzione dei lavori da questo momento in poi. Resta solo la strada della detrazione d'imposta. Confartigianato Vicenza quindi lancia un messaggio forte e chiaro. Ho sentito il ministro Giorgetti che ha dichiarato che le scelte del governo precedente sono state scelte scellerate. Attenzione, perché le scelte che vengono fatte da questo governo non devono mettere a repentaglio le imprese, ma soprattutto le famiglie. È durissimo l'attacco di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Con questo decreto il governo tradisce famiglie e imprese alle prese con ristrutturazioni un intero settore che è stato il polmone economico per la crescita che ci ha consentito di affrontare la peggiore emergenza. Abbiamo creato 900.000 posti di lavoro, abbiamo tagliato 1 milione di tonnellate di CO2 e una misura, questa è il super bonus, che si è ampiamente ripagata perché oltre il 70% è rientrata direttamente nelle casse dello Stato. In questo modo il governo tradisce tutti gli impegni presi in campagna elettorale. Meloni, Salvini, Forza Italia, tutti si erano impegnati a difendere il super bonus. E questo era Giuseppe Conte. Noi siamo andati a Cittadella per capire cosa ne pensano i cittadini. Vediamo. Il governo mette lo stop alla cessione del credito per bonus edilizi e super bonus, creando non pochi disagi sia tra i titolari di aziende del settore che tra privati cittadini e tecnici. Proprio a loro abbiamo chiesto cosa pensano di questo decreto. Un disastro perché la maggior parte dei nostri clienti non hanno finito con la cessione del credito, quindi ci troviamo con le imprese che aspettano i soldi e anche con la scadenza del 31 marzo che ormai è alle porte, non so cosa verrà fuori, insomma. Diciamo che i clienti si trovano in cassetto fiscale dei soldi dove non sanno destinarli, diciamo, e quindi non possono magari neanche recuperarli tutti quanti, quindi speriamo che qualcosa si apra in modo, insomma, per trovare una soluzione. Anche perché da quello che si è capito i clienti dovrebbero anticipare già tutti i soldi, poi forse verranno rimborsati. Sì, forse, esatto, anzi con la notizia di ieri con lo stop delle cessioni si dovrebbe andare solo per detrazione, però non tutti hanno l'IRPEF necessario per detrarre tutti i soldi, quindi è un disastro anche perché la maggior parte dei lavori sono già stati fatti. E quindi a rimetterci sono proprio sempre i cittadini. Esattamente. È meglio che non lo dico, dai. Un grosso problema perché imprese impegnate, famiglie che hanno iniziato i lavori e adesso si trovano in difficoltà. Quindi questo non è certo un agevolare la popolazione. Non è agevolare, la legge è fatta male all'inizio perché è dato troppo prima e poi chiudono tutto al momento, no? Non dovevano dare 110, se davano l'80% a tutti e con 5 anni di tempo e non 1 anno o 2 anni la cosa sarebbe stata molto meglio organizzata.
E c'è legato a questa questione del superbonus la truffa del bonus facciate da oltre 200 milioni di euro, avviene a Treviso, 4 i professionisti trevigiani sotto indagine. Vediamo. Si sono finti imprenditori solamente per incassare il bonus facciate, poi sono spariti nel nulla. 4 professionisti trevigiani indagati dalla Procura della Repubblica per aver indebitamente acquisito crediti per oltre 200 milioni di euro. L'ipotesi di reato è quella di truffa ai danni dello Stato. Non solo i furbetti del superbonus 110% quindi, ma anche le agevolazioni relative alle facciate di abitazioni e condomini hanno invogliato più di qualche malintenzionato a mettere in piedi un raggiro. In questo caso i 4 professionisti avrebbero fatto passare per reale, tramite attestazioni fittizie, la costituzione di un'impresa e per farlo si sono serviti delle partite IVA per l'edilizia aperte da giovani dell'Est Europa che si sono prestati alla truffa. Quindi è bastato caricare i dati nel sito dell'Agenzia delle Entrate tra il 2020 e il 2021 e comunicare lavori neppure avviati. Una procedura semplice che è stata poi resa più complessa e difficile da aggirare, ma nel frattempo i crediti sono stati acquisiti. Solo a posteriori le indagini della Guardia di Finanza hanno fatto emergere la truffa, rispetto alla quale gli accertamenti sono tuttora in corso. Vi dicevo prima della situazione drammatica a Lampedusa con l'arrivo, vediamo il titolo di Repubblica, la grande fuga dalla Tunisia. In 3 giorni 2.700 sbarcano a Lampedusa, il flop della strategia del governo, dice Repubblica, e qui si vedono le immagini dell'hub di Lampedusa che di solito può contenere 400 persone, ce ne sono 4.000 a questo punto, è una situazione davvero oltre ogni limite di sostenibilità. E il sindaco chiede aiuti, ma intanto gli sbarchi continuano a raffica, non sono soltanto più barchini, ma natanti di ogni genere che arrivano a Lampedusa da ogni parte. E oltre a questo ci sono, vi dicevamo, le navi dell'ONG che in base a un decreto del governo dovranno raggiungere porti più a nord, quindi Ancona, Civitavecchia, sbarco è avvenuto anche a Ravenna, con le polemiche politiche perché i sindaci di questi comuni dicono li mandano da noi perché noi siamo comuni del centro-sinistra. Quindi è una polemica politica di cui parleremo ancora a lungo. Il crack della NFT con le conseguenze per 6.000 risparmiatori che avevano investito in criptovalute. Si è visto dall'inchiesta della Guardia di Finanza come sono stati utilizzati i soldi dei risparmiatori per l'acquisto di beni di lusso, auto di marca e quant'altro. Vediamo. Porsche, Mercedes, Audi, vitigni pregiati, immobili, pacchi di soldi nascosti in casa. Ecco dove finiva buona parte degli investimenti dei clienti, mentre le vittime fiduciose aspettavano invano di veder realizzate le promesse. Il nuovo capitolo dell'inchiesta sulle criptovalute e la società NFT, la maxi truffa da 260 milioni di euro, ha visto in campo la Guardia di Finanza di Treviso che ha sequestrato beni mobili e immobili per 2 milioni di euro. Prima tranche di sequestri che non riguarda i 2 principali responsabili, Christian Visentin ed Emanuele Giullini, ancora a Dubai per rispondere delle accuse anche nell'Emirato, ma altri 5 indagati che hanno investito ruoli di direzione operativa nell'ambito della società o che hanno svolto attività di mediazione tra la NFT e la clientela. Un'associazione a delinquere, secondo la Procura di Treviso, che indaga anche in tal senso, soddisfatti per questi primi sequestri illegali dei clienti truffati. Siamo certi che ne seguiranno di ulteriori perché le persone che a vario titolo sono responsabili dei danni subiti dagli investitori sono davvero molte. Il blitz delle Fiamme Gialle ha portato alla scoperta di ingenti somme di denaro nelle case dei responsabili e portato alla luce i loro veri investimenti. Uno degli indagati ha distratto 800.000 euro per acquistare 10 auto di lusso, tra cui una Audi Q8, una Mercedes GLE e una Porsche Cabriolet. Un altro indagato, a capo di un'azienda vitivinicola, ha usato fondi provenienti dalla società per acquistare immobili e terreni da adibire alla coltivazione di vitigni pregiati. In questo caso il sequestro ha colpito non solo i beni immobili, un valore di oltre 230.000 euro, ma anche disponibilità finanziarie per quasi 600.000 euro, che dovevano essere a breve utilizzate per perfezionare ulteriori compravendite immobiliari.
Non è finita. Lo scorso mese sono stati sequestrati 8 orologi di lusso da 350.000 euro che uno dei principali indagati aveva acquistato con il denaro degli investitori e che stava tentando di rimpatriare dalla Svizzera per rivenderli senza però riuscirci, essendo stato fermato dai finanzieri a Ponte Chiasso. Tutte queste persone hanno commesso dei gravi reati e dovranno risarcire fino all'ultimo centesimo gli investitori. Questo gli investitori lo hanno capito e in maniera diligente ci stanno trasmettendo importanti informazioni che noi a nostra volta veicoliamo all'autorità giudiziaria. Per essere risarciti però è fondamentale procedere in tempi brevissimi al deposito dell'atto di denuncia querela. Chi non querela infatti con la recente riforma Cartabia non ha alcuna chance di essere risarcito. In regia oggi Francesco Ceron con Mattia Pizzaia. Andiamo subito a Treviso dove Cristian Arboit insieme al sindaco di Treviso Mario Conte. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno a te, a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Lucio Zanato che sta curando la parte tecnica. Da pochi minuti si è conclusa qui sulle mura la presentazione della lista civica a supporto di Mario Conte, del sindaco uscente Mario Conte, e si spera rientrante, no? A questo punto, sindaco. Ma questo lo decideranno i cittadini. Noi ci siamo presentati con le idee chiare, con il sorriso, con la convinzione di aver fatto tanto in questo primo mandato, ma soprattutto di avere ancora tanto da raccontare, da fare per il bene della nostra comunità. Oggi abbiamo presentato il simbolo della lista civica che mi supporta, con tante persone che arrivano dalla società civile, dal mondo dello sport, della cultura, imprenditori, studenti, pensionati, insomma c'è davvero di tutto, che portano quelle che sono le istanze del territorio. Devo dire che dopo un mandato quelle che sono le priorità dei nostri cittadini le conosciamo, ma il confronto con la comunità è alla base di questa nostra proposta, e quindi noi siamo qui con il sorriso a richiedere la fiducia ai nostri cittadini. Perché ha scelto questa location tra le tante a disposizione? Ma è diventato certamente simbolo dell'accessibilità, perché qui abbiamo realizzato la passerella, 1,7 km di passerella che consente quindi di godere delle bellezze delle mura e degli eventi a tutti i cittadini, compresi quelli che magari stanno vivendo o convivono con una disabilità, ed è una delle opere che più mi rende orgoglioso, ma soprattutto perché siamo ripartiti dalla foto con noi nessuno resterà indietro, e devo dire che l'impegno in ambito sociale è stato davvero grande, e il sociale sarà al centro del prossimo mandato, quindi la priorità per noi sono i cittadini e le loro esigenze primarie. Famiglia, sostenibilità, futuro, le tre parole d'ordine. Qual è quella principale di queste tre? Ma certamente famiglia, poi in realtà sono tutte e tre importanti, perché sostenibilità è un cambio di mentalità che ci vede tutti protagonisti nella tutela dell'ambiente. Futuro, anche in questo caso siamo tutti protagonisti sulle scelte strategiche dello sviluppo della nostra città. Famiglia perché raggruppa un po' tutte le politiche sociali, quindi dalla scuola alla casa, alla natalità, insomma temi importantissimi per il futuro della nostra comunità, ma la parola principale è insieme, perché tutti questi temi li affronteremo partendo dall'ascolto, condividendo, confrontandoci con la comunità, perché insieme vogliamo costruire la città del futuro. Un uomo solo al comando non funziona più, quindi io sono a capo di un'amministrazione che però parte dai cittadini, passa attraverso i consiglieri comunali, gli assessori, e poi vede il sindaco come servitore della comunità trevigiana. Allora, lei si è detto orgoglioso di servire la comunità trevigiana, di essere innamorato di Treviso, e questi sono i punti cardini della prossima campagna elettorale. C'è poi la politica, i rapporti politici, partitici. Nei prossimi giorni sarà presentata anche la lista della Lega. C'è chi dice che ci sono dei consiglieri uscenti che stanno facendo spintoni per entrare nella sua lista civica. C'è concorrenza con la Lega? No, c'è grande collaborazione. Devo dire che dopo il risultato in Lombardia, che ha visto la Lega ritornare a un buon 17%
17% l'entusiasmo sta crescendo. Sarà una lista Lega molto forte, perché l'ho detto, io voglio una squadra di alleati politici forti e la Lega sarà certamente protagonista di questa campagna elettorale. Sono due liste complementari e non in contrapposizione, e quindi faremo le scelte per il bene della Lega, per il bene della tornata amministrativa, con l'obiettivo di vincere e di dare il giusto peso a quella che è la forza che le liste mettono in campo. E sono sicuro che la Lega, presenteremo il simbolo venerdì prossimo, sarà tra i protagonisti di questa tornata elettorale. Volete massimizzare, diciamo così, il consenso, questo anche nei confronti degli alleati di Fratelli d'Italia. Immagino che partono avvantaggiati stando ai risultati delle politiche di settembre. Ma io scelgo gli alleati in base alla loro forza, e quindi sono contento di correre insieme a Fratelli d'Italia, che oggi rappresenta, oltre che la forza di governo principale, anche una forza importante nella nostra città, convinti che la Lega abbia tanto da dire, da fare e da riconquistare, soprattutto da un punto di vista elettorale. Quindi ci giochiamo questa partita, lo facciamo con il sorriso, all'insegna delle proposte, all'insegna della condivisione, e i giudizi e le critiche le lasciamo agli altri candidati. Però girano già insistentemente dei nomi, vice sindaco per esempio l'avvocato Fabio Crea, insomma sono ipotesi, sono nomi sul tavolo. Prima bisogna vincere, prima dobbiamo conquistare la fiducia dei nostri cittadini, e solo dopo si deciderà chi occuperà le varie caselle. Parlare oggi di vice sindaco, di nomi, sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori e dei miei cittadini, che io francamente non voglio e non mi sento di fare. Quindi prima vinciamo, e dopo ogni forza avrà il giusto riconoscimento in giunta in base al risultato ottenuto. Grazie sindaco, grazie al sindaco Mario Conte. Con Lucio Zanato dalle Mura Cittadine, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, e grazie ovviamente al sindaco Mario Conte. Vediamo invece il passaggio a Casulgana di Domenico Lo Sapio dal gruppo misto alla lista Treviso Civica di Franco Rosi. Vediamo. Ringrazio Treviso Civica di avermi accolto nella lista. La scelta che abbiamo fatto di andare insieme alle elezioni diciamo è figlia di quella che è l'attività in Consiglio Comunale in questi anni. Da grillino a civico. Questo è il percorso politico di Domenico Lo Sapio, arrivato al Palazzo dei 300 sull'onda dei 5 Stelle, per poi dal 2019 passare non senza scie velenose da parte di grillini al gruppo misto in Consiglio Comunale. Componente della minoranza, in questi anni si è concentrato soprattutto sul territorio ambiente, e qui ha trovato il punto di contatto con la lista Treviso Civica dell'ex presidente del Consiglio Comunale della Giunta Manillo, Franco Rosi. Noi ci siamo basati su quello che è successo. In Consiglio Comunale abbiamo condiviso le battaglie sul consumo del suolo, sui temi della cultura cittadina. Lui è stato molto vicino a temi che noi condividevamo, e reciprocamente. E credo che sia giusto che quando c'è una comunanza di intenti si lavori assieme. Scelte in vista delle prossime comunali, per le quali al momento il Viminale non ha ancora stabilito la data. Il fatto che ci sia un candidato Denardi che sia dichiaratamente civico, diciamo che per me è stato un altro elemento essenziale per entrare a far parte di questa squadra. Candidato al Partito Democratico, che segna comunque già il movimento di idee per la città, che almeno per Treviso Civica sono ben chiare, in alternativa a Mario Conte. Io credo che sia importante avere una visione di crescita di questa città. Questa città deve crescere in qualità e soprattutto in prospettive. Ha le possibilità, perché i trevigiani hanno delle risorse, è impigrita e dormiente. Noi dobbiamo svegliarla. E passiamo a Vicenza, dove oggi c'è stato il primo consiglio provinciale, il presidente neoeletto Andrea Nardin. Vediamo il suo insediamento. Sì, buongiorno a voi, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Palazzo Nievo, sede del Consiglio provinciale, con me Andrea Nardin, neo presidente della provincia. Da qualche minuto ha ricevuto la fascia da Francesco Rucco, quindi inizia una nuova avventura. No? Innanzitutto le chiediamo le emozioni. Ecco, se l'aspettava, era un sogno da bambino, ecco, quali sono state in questo momento? Proprio investire da oggi si parte. Sì, è una grande emozione che ho oggi in questo momento importante del giuramento,
e che mi porta a ringraziare tutte le persone che comunque mi hanno sostenuto in questo percorso e che continueranno a lavorare con me per il bene della provincia, per il bene del nostro territorio. Penso che ora la sfida più importante sia quella di riuscire a conciliare questo nuovo incarico con quelli che sono gli incarichi comunque amministrativi che rimangono e riuscire con la squadra ad affrontare quelle che sono le tematiche più importanti per la nostra provincia, sia in termini di opportunità che ci possono essere, sia in termini anche di risoluzione dei problemi che magari ci sono. Ecco, parliamo proprio di priorità. Adesso la classica domanda da diritto è quali saranno i primi passi. Ecco, c'è un primo provvedimento che trova urgenza? I primi passi si sono già sviluppati in questi giorni e si sono sostanziati nella ricerca di conoscenza di quelle che sono le infrastrutture che il territorio vicentino ha in corso. Penso all'ambiente scolastico, ma penso anche a quella che è la tematica della viabilità sul nostro territorio. E poi la volontà di aggiungere qualcosa di nuovo come iniziative, come promozione dell'ente provincia, far conoscere ai vicentini quelle che sono le competenze e i ruoli della provincia stessa, ma soprattutto continuare, come è stato nel periodo della campagna elettorale, ad essere vicino ai territori, a capire le esigenze di quelli che sono gli amministratori che mi hanno sostenuto e non sostenuto, quindi una vicinanza alle amministrazioni comunali, ai colleghi sindaci. Bene, grazie. Allora intanto in questo momento le facciamo un grande in bocca al lupo per questo inizio e a questo punto lasciamo al proprio lavoro l'inizio del mandato ufficiale e ai cittadini, per chi vogliono approfondire gli argomenti, l'appuntamento questa sera al TG Vicenza e restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin e al nuovo presidente del Consiglio provinciale di Vicenza, Andrea Nardin, e andiamo in pubblicità un minuto e poi torniamo, dovremo credo collegarci di nuovo con Vicenza per il ritrovamento di un cadavere al parcheggio Cattaneo. A tra pochissimo, state con noi. Macabra scoperta questa mattina al parcheggio Cattaneo di Vicenza. Ci colleghiamo con Carlo Alberto Inghilleri. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza, proprio qui dove ci troviamo nel Parc Cattaneo, a ridosso del centro storico. Questa mattina si è consumata una brutta storia, un dramma umano. Il corpo di un uomo è stato trovato accovacciato proprio dietro questa rete. È arrivato sul posto la polizia, è arrivato il medico che ha ispezionato il corpo. Le forze dell'ordine hanno identificato l'uomo, si tratta di un 46enne che proprio oggi, nel giorno del suo compleanno, ha perso la vita. Avrebbe avuto alle spalle una lunga storia di tossicodipendenza, dei piccoli reati, già conosciuto alle forze dell'ordine. Per il medico che ha compiuto l'ispezione non si esclude l'overdose, ma probabilmente l'uomo è morto per il freddo, per questa gelida notte che è trascorsa, che lui ha trascorso all'addiaccio, proprio qui davanti a questa rete. Qui il Parc Cattaneo è tristemente noto alle cronache perché molti vicentini parcheggiano qui la macchina, ma il luogo è conosciuto perché i tossicodipendenti in questo angolo della città vengono per consumare la droga. Purtroppo, a quanto pare, l'uomo che ha perso la vita questa notte era uno dei tossicodipendenti che girano nella zona e anche a Campomarzo. Ecco, direi che in questo momento altre notizie non ci sono proprio le prime notizie che arrivano e quindi per il momento è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Carlo Alberto Inghilleri, una delle tante zone degradate delle nostre città dove c'è lo spaccio e dove purtroppo registriamo spesso questi decessi dovuti a tossicodipendenza. In questo caso una notte passata al freddo, diceva il responsabile della redazione di Vicenza, Carlo Alberto Inghilleri. Ma andiamo subito a Venezia dove c'è in diretta per noi Filippo Fois, canali Eri all'asciutto con le gondole in secca. A te la linea, Filippo.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. È proprio così, io sono in compagnia di Giorgio Suppiei, avvocato che è presidente dell'associazione Arzanà, un'associazione no profit che cura il restauro e lo studio delle antiche imbarcazioni veneziane, per cui chi meglio di lui può condurci a vedere lo scenario che adesso noi scendiamo da questo ponte e vi facciamo vedere immediatamente. Noi ci troviamo a pochi passi da Piazza San Marco, il rio si chiama della Feltrina e come vedete il fondale è già bassissimo, qui potremmo camminare tranquillamente con l'acqua, probabilmente ci arriverebbe al ginocchio e sta continuando a scendere. Sì, i canali veneziani hanno il problema non solo delle acque alte ma anche delle basse maree spaventose, perché l'equilibrio idrogeologico, idrodinamico della laguna è una cosa delicatissima, i veneziani antichi lo conoscevano molto bene, c'era una magistratura, il magistrato alle acque che è preposto alla sua regolamentazione e adesso invece hanno marinizzato la laguna, cioè l'acqua alta e l'acqua bassa, le maree che sono nel mare soprattutto d'inverno quando ci sono le sigizie e quindi si abbassano anche le maree, la laguna si svuota e questo è un grandissimo problema perché la città deve vivere sui suoi canali. Facciamo, guardi, subito un esempio. In questo canale, in questo momento, può passare una barca? Qua una barca a motore, una lancia, autoambulanza, dei pompieri eccetera sicuramente no, forse una imbarcazione a remi ancora di quelle da laguna ancora passa, ma per poco perché alle 4 di oggi siamo a meno 60. Qui praticamente si cammina qua. Rispetto a questo livello qua, quindi siccome ci saranno 60-70 centimetri d'acqua non c'è neanche 5 centimetri. Cioè... Questo significa che se qualcuno avesse bisogno, per esempio più in fondo, questo rio continua, di un'ambulanza oppure ci fosse bisogno di un intervento dei vigili del fuoco, non ci possono arrivare in barca, devono muoversi a piedi. In fondo a questo rio c'è la Fenice, il teatro La Fenice che si è bruciata proprio perché non arrivavano tempestivamente le lance dei pompieri con le manichette per spegnerlo eccetera, perché il canale non era percorribile anche in quell'occasione. Quindi quando c'è un'emergenza, oggi è il giorno di Carnevale, sabato di Carnevale, ci saranno almeno 150.000 persone in giro per la città, se qualcuno si sente male e deve essere preso con un'ambulanza eccetera non si riesce, bisogna correre a trasportarlo a spalle. Problema gravissimo e per risolverlo bisognerebbe smetterla di trattare la laguna come se fosse un braccio di mare, perché la speculazione, adesso io ne dico una, il canale dei Petroli che è stato scavato ha spostato lo spartiacque da San Giorgio in Alga a San Secondo e fa entrare molti più metri cubi di quelli che entravano una volta, ma adesso il previsto scavo del canale Vittorio Emanuele per portare le grandi navi fino a Forte Marghera, le banchine carbonifere di Forte Marghera, rettificato e allargato nelle sezioni per poter far passare quelle navi, renderebbe questo problema ancora più grave, non solo per l'ingresso delle acque alte, ma anche e soprattutto per queste basse maree, perché la laguna si svuota con una facilità che non era la sua. Non ha più i ritmi della laguna, possiamo dire, ma sono i ritmi di una baia, quindi di un golfo, si è marinizzata. Questo ricordando anche il fatto che la laguna di Venezia così come la vediamo oggi è stata cristallizzata per così dire dalla Serenissima più o meno nella conformazione che aveva nel 1400 se non erro, perché il suo destino era quello di interrarsi. È rimasta ferma così fino poi ai grandi lavori che sono arrivati con Porto Marghera, quindi lo scavo dei canali dei Petroli per far arrivare le petroliere, poi c'è stato il Mose, ci sono tanti lavori che hanno cambiato questo delicatissimo equilibrio. Sì, e la laguna funzionava, i veneziani dicevano palo fa palugo, cioè la facevano anche modificare naturalmente, creavano delle zone nei ghebi e nei posti della laguna dove l'acqua si poteva espandere attraverso meccanismi naturali. Quello di mettere grandi draghe che scavano i canali eccetera, è proprio il sistema sbagliato di regolamentare. Il magistrato alle acque l'hanno eliminato come organo preposto alla tutela e la continua utilizzazione della laguna come se fosse un posto qualsiasi e non un ambiente delicatissimo crea questi problemi. Ecco, ricordiamo che scavare canali è l'ultimo appunto che facciamo per i nostri telespettatori meno esperti di Venezia che diranno ma come tutta acqua, che cosa si scava? In realtà si scavano alcuni punti del fondale di modo che possano passarci le navi. Questi sono i canali anche dove vedete tutt'acqua. Esistono dei canali, cioè dei sentieri in cui navigano le imbarcazioni. Io ringrazio Giorgio Suppiei, vi ricordiamo che qua alle 4 si camminerà, purtroppo la situazione è veramente molto grave perché questo fenomeno c'è sempre stato ma adesso è diciamo più estremo, ecco, per salutarci. E significa più inquinamento
inquinamento, più puzza, più fogne che non hanno ricambio d'acqua, perché ricordiamoci che la legge Merli è applicata a Venezia e quindi scaricano nei canali, e bisogna che le amministrazioni che si occupano di Venezia se ne intendano di laguna invece che intendersene di speculazione e di turismo. E con questo, tra l'altro oggi è sabato grasso, come dicevamo, ci sono tantissimi turisti qui a Venezia, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Filippo, grazie molte a Filippo e al suo ospite. Da ex residente a Venezia vorrei dire che preferisco i canali Rinsec all'alta marea che una volta travolgeva la città, adesso per fortuna e speriamo che continui a funzionare a lungo c'è il Mose, ma ritrovarsi con l'acqua alla cintola non era piacevole e noi siamo stati proprio in ammollo con tutti i colleghi di Media Nord-Est proprio per raccontare quello che accadeva in quei giorni di alta marea eccezionale. Vediamo un servizio adesso di Francesca Bozza sulla siccità e sulle conseguenze, per esempio, sul Po. Vediamo. Dovremo affrontare primavera e la stagione estiva con già uno scenario preoccupante. L'allarme siccità risuona già forte nonostante siamo solo a metà febbraio, ma l'assenza di piogge in pianura e la poca neve caduta in montagna preoccupano sin da ora pensando ai prossimi mesi, e c'è già chi parla di un'estate 2023 peggiore rispetto a quella dello scorso anno. Indicatore di questa emergenza è il grande fiume il Po, che a memoria d'uomo non aveva mai vissuto una siccità come quella registrata oggi. Noi stiamo vivendo qui da noi nel delta del Po, stiamo vivendo un periodo di siccità anomalo. Non c'è stata in montagna poca neve e qui da noi assolutamente precipitazioni che d'inverno, non dico la neve qua, però le piogge, ma assolutamente precipitazioni mancate. Quindi la situazione è molto allarmante proprio perché giustamente, come diceva lei poc'anzi, già siamo a febbraio a notare quello che è la situazione della siccità. Il Po è al di sotto del livello medio, ma a preoccupare soprattutto il cuneo salino, che nonostante manchino ancora diversi mesi all'inizio dell'estate ha già iniziato a risalire. Un problema per tutto il patrimonio della biodiversità, ma anche e soprattutto per l'agricoltura. Più le precipitazioni mancano e più c'è abbassamento del livello del Po verso il mare, e più il mare entra dentro il Po. E voi sapete cosa vuol dire avere acqua salata al posto di acqua dolce. Vuol dire avere un'acqua che, anche se poca, non è utilizzabile. E a proposito di agricoltura, gli imprenditori sono preoccupati per le conseguenze che la siccità potrà avere sulle colture nei prossimi mesi. C'è un settore, quello del florovivaismo, che negli ultimi 10 anni ha perso 350 aziende, quasi 35 all'anno, e che oggi soffre i rincari dell'elettricità e i cambiamenti climatici. Probabilmente avrà un impatto devastante, ma insomma io mi auguro, anche attraverso quello che è il rapporto che abbiamo quotidiano con i consorzi di bonifica, che hanno comunque un ruolo fondamentale sul territorio e riescono a garantirci, non dappertutto però quasi su tutto il territorio regionale, riescono a garantirci finora quella quantità d'acqua che ci è servita per riuscire a fare agricoltura. Allora, al servizio di Francesca Bozza c'è stato un clamoroso intervento del ministro Roberto Calderoli, il ministro per l'autonomia e gli affari regionali. Il governo con Calderoli ha impugnato la legge di bilancio del Veneto perché non ha ritenuto legittima evidentemente l'articolo 10 che prevedeva e prevede che una parte delle entrate tributarie rimangano direttamente in Veneto, e quindi si è detto una decisione autonomista che è stata bocciata, bloccata dal Ministro per l'autonomia. Questo è un po' il paradosso. La Regione del Veneto non intende retrocedere di un millimetro e il Presidente Zaia ha annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale. Vediamo. Ma sorpreso sì, perché insomma speravamo che la nostra norma fosse compresa e andasse verso quell'idea di un Veneto che attraverso l'autonomia che speriamo di avere nel corso dei prossimi mesi e anni avesse un'anticipazione con quella che riteniamo oggi una norma intelligente che vuole far sì che le risorse che vengono recuperate nel Veneto rimangano nel Veneto. L'assessore regionale al bilancio lo dice chiaramente, era un anticipo di autonomia, ma per il governo evidentemente troppo in anticipo visto che l'autonomia ancora non c'è. Per il PD invece è semplicemente qualcosa di illegittimo.
Non si tratta di scorciatoie autonomistiche, ma proprio di attribuzione di risorse che non poteva avere. Dimostra che il Veneto deve fare molti compiti a casa e non abbiamo a che fare come i primi della classe, come dice spesso Zaia. Il governo dice stop, il PD attacca e Zaia e le regioni annunciano ricorso alla Corte Costituzionale. Le prime reazioni di una decisione che fa discutere. Fuoco amico o paradosso, la definizione si applica a entrambi. Perché che sia stato proprio il ministro alla guida del percorso per l'autonomia, Roberto Calderoli, a proporre di impugnare la legge di stabilità del Veneto è un caso che diventa anche politico. Nel mirino c'è l'articolo 10 della legge, disposizioni tributarie per disporre che l'attività di recupero relativo ai tributi regionali, l'IRAP ma anche la quota nazionale dell'addizionale IRPEF, dovrebbe rientrare nelle casse regionali. Insomma, chi si è messo in regola pagando il dovuto all'Agenzia delle Entrate deve versare quei soldi al Veneto, non a Roma. Cifre pesanti dai 20 ai 30 milioni all'anno, ma per il governo è una soluzione anticostituzionale. Credo che sia ormai compreso da tutti che qualsiasi intervento che va a toccare le casse dello Stato centrale da parte dello Stato centrale vede riottosità. Questa è una norma nuova che il Veneto ha studiato, che ha proposto, di cui ne siamo convinti. Lo stesso Zaia annuncia in una nota che si confronterà con il governo sull'impugnativa ed è pronto ad arrivare fino alla consulta. La storia delle impugnative, dice Zaia, ci insegna che a volte si perde, ma spesso si ha ragione. Non possiamo permetterci di rinunciare a priori a proporre provvedimenti innovativi dalla forte connotazione regionale. Farebbe bene Zaia a non perseverare nell'errore, a non ricorrere alla consulta e invece raddrizzare queste storture contenute nelle leggi di bilancio della regione. Solo così si fanno gli interessi dei veneti, perché in altro modo si rischia solamente di pesare sulle tasche dei contribuenti e di non fare gli interessi della nostra regione. E ieri sera ne abbiamo parlato anche a Focus, tra gli interventi quello di Pierangelo Del Zotto di Prima il Veneto. Sentiamo cosa ha detto. Nel 2009-2010, una cosa del genere. E avevo già preconizzato, guardate che poi se vanno a là, indietro non tornano più. Io volevo raccogliere quello che ho sentito finora e sono abbastanza sorpreso dall'onorevole Martella. Volevo chiedere, ma l'onorevole Martella abita in Veneto? Fa gli interessi dei veneti? Perché se parliamo del recupero del fisco, delle tasse non pagate, mi chiedo qual è la differenza tra il Veneto che paga il 100% delle tasse e quello che ne paga l'80% e poi il 20% lo paga con il ravimento operoso. Perché allora se la natura del tributo è la medesima, che sia pagato in prima istanza o che sia pagato in ravvedimento operoso, è sempre cosa del Veneto. Qua viene fuori con tutto il suo stridore tutto quello che stiamo sentendo in questi giorni. Allora, quelli che hanno detto che la presentazione dell'autonomia era pastura per il voto in Lombardia, beh, forse un po' di ragione ce l'hanno, forse. Il fatto che la Regione Veneto non appena dice A, subito viene aggredita, mi ha stonato. Io faccio una parentesi, una volta ero a San Candido, forse l'ho già detto, a Innichen, in albergo, in montagna, e sentivo il telegiornale romano e mi chiedevo, ma cosa c'entra con questa roba? E quando l'assessore Cazzavara parla di Stato centrale mi fa venire fuori i brividi, perché sembra lo Stato centrale lontano dal Veneto, lontano da noi. Lo Stato centrale, quello arrogante, quello aggressivo, quello che mette le imposte, quello che vessa il Veneto, che lavora e paga, e qualche volta non paga perché non ce la fa a pagare e dice piuttosto che pagare l'IVA pago gli stipendi di miei dipendenti. Allora qua o è appignata scioppa, come che si dice quanto prima, perché tira di qua, tira di là, se la coperta è corta Roma non può continuare. Insomma, questo era Pierangelo Del Zotto, ieri sera a Focus, tanti ospiti collegati in studio. Andiamo ancora in pubblicità un minuto e poi torniamo in diretta qui a Focus TG. Lo
strazio di una famiglia, di tutta una comunità ai funerali del piccolo Edward, che è morto sabato scorso in un incidente stradale a Spresiano. Lo hanno salutato in oltre 500 persone. Respiravamo per te, le parole dei familiari. Al volante dell'auto c'era la mamma, che pare si sia addormentata, che era presente alle esequie. Seguono con lo sguardo quei palloncini rossi, papà Moreno e mamma Nicole, mentre sul sagrato della chiesa di Spresiano ci sono solo silenzio e lacrime. È passato meno di una settimana da quando Edward, 4 anni appena, è morto poco distante a Visnadello. Si trovava in auto con la madre di ritorno dal pronto soccorso dopo una notte in bianco a causa di una bronchite. A essere fatale forse un colpo di sonno della donna vinta dalla stanchezza. Tutti i dettagli che passano in secondo piano nel giorno dell'addio. Oltre 500 le persone che hanno abbracciato Nicole e Moreno Bressaglia, a loro volta stretti in una consolazione profonda e reciproca. Accanto ai genitori, tra gli altri, i sindaci di Spresiano, Roncade e Treviso, dove Moreno Bressaglia ha in gestione un bar in piazza Burchiellati. Il ricordo più diretto è affidato a Daniela, madre dei fratelli maggiori di Edward, Evelyn e Gabriel. Sai già che ci mancherà tutto di te, il suono delle tue risate, le parole ibride date da 2 lingue, la tua perenne vivacità. Ci hai tolto il fiato, respiravamo per te, respiravamo con te. Amore è la parola più ricorrente, anche se davanti alla piccola bara bianca gli interrogativi sono tanti. L'invito di Don Giuseppe è di guardare il tempo vissuto assieme, per quanto breve. Ricordate la mia breve esistenza, la gioia che ho suscitato nei miei cari, nei miei genitori, i miei familiari, i miei nonni. Ero una pura espressione di amore. Un amore che ha unito più famiglie, un sorriso, quello di Edward, che andrà oltre. I tuoi fratelli, Gabriel ed Evelyn, vogliono ricordarti che saranno i tuoi supereroi. Cammineremo insieme, sempre accanto a te, sempre vicino a te. Supereroi, solo io e te. 2 gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Cordoglio anche a Romano Dezzelino per la morte di Angelo Zen, che purtroppo ha perso la vita nel terremoto in Turchia mentre era alloggiato in un albergo che è stato ridotto in macerie. Siamo venuti qui a Fellette, una frazione di Romano Dezzelino in via Marse, perché nella casa che vedete qui alle mie spalle vive parte della famiglia di Angelo Zen. Vive la mamma Luigia, il fratello, vive il figlio e l'ex moglie, famiglia che si è raccolta in un drammatico silenzio. Un silenzio che racconta il dolore di una famiglia e dell'intera comunità. Lei è un vicino di casa, cosa vuole dire alla famiglia? No, dispiace, faccio le mie condoglianze, ma purtroppo c'erano le speranze di trovarlo vivo, però purtroppo ieri sera ho visto che sì, purtroppo ci sono niente da fare. Ci dispiace tanto, ci dispiace tantissimo. Condoglianze alla famiglia. Sono molto dispiaciuta per lui e per tutte le altre vittime che ci sono state in questo terremoto tremendo, veramente. Io ho perso una figlia e mio marito in 3 anni, so qualcosa e praticamente mi dispiace, faccio le mie più sentite condoglianze. Siamo molto vicini e quando perdi un caro hai una ferita dentro che devi, però la vita continua. È una preghiera, la diciamo volentieri, per lui e per la famiglia. Davanti a queste disgrazie ci siano poche parole, solo vicinanza da parte di tutti noi alla famiglia.
Colleghiamo adesso con Federico Fusetti a Padova per l'arrivo dei pellegrini che parteciperanno domani, 18 febbraio, alla festa del Santo. Vediamo. Buongiorno, siamo nel chiostro della Basilica del Santo in compagnia di Padre Antonio Ramina, il rettore della Basilica, perché domenica è una giornata molto importante. C'è questa festa della traslazione delle reliquie, insomma, conosciuta come festa della lingua del Santo, però forse non tutti sanno che è la festa più importante dopo il 13 giugno. Sì, una festa che ricorda un momento molto particolare, quando in occasione dell'apertura del sepolcro di Sant'Antonio, circa 30 anni dopo la sua morte, con il generale dell'ordine presente, San Bonaventura, fu scoperto che la lingua del santo era incorrotta, un segno prodigioso che ci ricorda come Sant'Antonio abbia utilizzato sempre la sua capacità di parlare, di dire, benedicendo gli altri, annunciando il Vangelo, denunciando le tante forme di ingiustizie. E come si svolgerà questa festa? Ci saranno in particolare 2 celebrazioni solenni, una al mattino alle 11, presieduta dal delegato pontificio, Monsignor Fabio Dalcin, e un'altra celebrazione alle 18, a cui seguirà la processione con l'importante reliquia del mento. Ecco, questa seconda celebrazione è presieduta dal nostro ministro provinciale, padre Roberto Brandinelli, e a conclusione della processione all'interno della Basilica avremo modo di pregare insieme, di affidarci tutti insieme all'intercessione del Santo. Una festa che torna perché in realtà era stata interrotta per la pandemia, tra l'altro, e quindi il messaggio che diamo ai fedeli è che possono partecipare tutti, ovviamente. Sì, aperta a tutti chiaramente, rispetto agli altri anni, gli ultimissimi anni appunto in cui eravamo costretti alla limitazione, abbiamo ripreso la tradizione, direi secolare, di camminare all'interno della Basilica con questa reliquia importante del Santo. Piccola anticipazione sul 13 giugno, sarà una festa diversa dal solito, qualche cosa che possiamo già dire? Già l'anno scorso avevamo avuto modo di recuperare molte possibilità prima del Covid, credo che quest'anno senz'altro possiamo continuare su questa linea e quindi attendiamo numerosissimi fedeli da tutto il mondo, come da sempre. Grazie a Padre Antonio Ramina, grazie mille, buona preparazione allora per la festa e io restituisco la linea. Grazie molto a Federico Fusetti e noi ci rivedremo lunedì alle 12 con Focus TG. La sera di lunedì un dibattito a Focus sulla sanità. Nella prima parte intervista al presidente Luca Zaia a 3 anni dall'inizio del Covid e poi nella seconda parte lo scontro tra fautori e sostenitori e detrattori della sanità del Veneto. Grazie a tutti, buona giornata, buona domenica, arrivederci.